La data da segnare sul calendario è settembre, non un giorno preciso, ma il mese. Sarà salvo intoppi quello della svolta per le banche venete. Svolta industriale e giudiziaria, stando a quanto e quanti lavorano su questi fronti. Il primo l'ha confermato il numero uno di Questio SGR, che raccoglie i capitani coraggiosi o incoraggiati a salvare Veneto Banca e Popolare Vicenza, ovvero i fondi di investimento, ma anche Cassa Depositi e Prestiti, ovvero lo Stato. Alessandro Penati, senza mezzi termini, ha descritto la storia montebellunese e quella vicentina come dei film dell'orrore economico, per i quali risponderanno i consigli di amministrazione responsabili di decisioni, soprattutto prestiti e affidamenti. Intanto però bisogna pensare al futuro, che nonostante i soldi del Ministero e quello degli investitori faticano a ridare credibilità a due istituti che oltre ai denari hanno portato via anche la fiducia ai veneti. Ecco perché bisogna al più presto voltare pagina radicalmente, cancellando nomi e storie, per ripartire con un capitolo nuovo e soprattutto razionalizzato e quindi sostenibile in linea con l'attuale situazione. Ecco il perché della spinta alla fusione da completare entro settembre con la Banca Veneta, dove Penati afferma allo Stato ci sarà relativamente poco. In realtà sono le regole della BCE che lo imporrebbero, ma i 3 miliardi e mezzo di euro che servono subito sono una cifra difficilmente recuperabile a breve, segno che lo Stato, volente o nolente, dovrà sostenere a lungo la banca rinata sulle ceneri trevigiane e vicentine. E tutto questo mette in furia la battaglia giudiziaria, dove si punta a coinvolgere chiunque abbia portato gli azionisti al disastro. Così dallo studio legale, che da tempo sta organizzando una class action, arrivano anche le mail di direttori di filiale, dirigenti e quadri delle due banche che consapevolmente imponevano e piazzavano titoli sovrastimati. Tutta gente veneta che avrebbe truffato in alcuni casi amici, se non addirittura parenti. Anche qui settembre pare sempre più una data interessante per le magistrature di Vicenza e di Treviso, che per quanto sotto organico hanno tutta la volontà di tirare le prime somme e relative condanne verso chi questa immensa voragine economica, ma anche etica, l'ha creata.